quelli che lavorano con me sono come mister. Mi sono mai capitato, come si dice, una depressione così. L'imprenditore Remo Mosole si commuove ricordando Andrei Perepuini, l'operaio di 31 anni di origini moldave che ha perso la vita ieri pomeriggio nella cava ai confini tra Villorba e Spresiano a sud del laghetto delle Bandie. Il giovane che alla cava Mosole lavorava dallo scorso febbraio è rimasto sepolto dalla ghiaia. I colleghi, non vedendolo, hanno avvisato il titolare. Ha detto manca uno. Come manca? Manca uno. Capirai, a 5 a sera manca uno, lui aveva attaccato alle 7:44 perché io così la mattina ero qua alle 6 la mattina, sempre stesse raccomandazioni, attenzione ragazzi, non fatevi il male. E ho detto cerchiamolo, come mai? Dopo mi dicono c'è una bocchetta che è chiusa del nastro. Ho detto non voglio pensare male, è dentro lui. E abbiamo cominciato a sbassare la ghiaia con l'altra bocchetta e è venuto fuori, era in piedi dentro solo. È passato di là, è scivolato, non sappiamo, lui solo sa. Il 31enne era ormai senza vita, come hanno confermato i soccorritori, intervenuti insieme ai ispettori dello Spisa, alle carabinieri. Compiuti i rilievi non è rimasto altro da fare che affidare la salma alle onoranze funebri. Mosole non si spiega cosa Andrei facesse in quel punto. Lui non aveva funzioni di lavoro specifico, lui doveva controllare che tutto funzionasse bene. Il cantiere è ora sotto sequestro. Sul caso la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità che Mosole però respinge fermamente. Adesso devono fare tutte indagini, ma non è che sia cascato perché non c'era la sicurezza. Lui non doveva essere là su quel posto là, deve passare la ghiaia ma non doveva passare lui. No? E cosa vuoi che ti dica? Io non do responsabilità. Andrei Perepuini lascia la moglie di 25 anni, Michaela, cameriera al Taisì, sempre alle Bandie, e una figlioletta di neppure 4 anni. Adesso per la famiglia, se vediamo quello che gli serve alla signora, noi ci siamo. E lui, non so, quello che serve fare, ma noi ci siamo, ma non per questo caso, per sempre, sempre.